Per contare 3 morti a San Giovanni Gemini bisogna andare al 29 settembre 1981. Allora fu strage di mafia, alcuni sicari fecero irruzione all'interno del bar Reina uccidendo 3 persone, 2 delle quali innocenti. Oggi invece San Giovanni Gemini torna alla ribalta per una strage della follia. Quella eseguita da Mirko Lena, 27 anni, fino a ieri notte è definito un ragazzo tranquillo, sino a ieri notte quando con lucidità ha messo in atto il suo piano di morte. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe entrato nella casa delle 2 donne forzando una porta-finestra. Avrebbe prima ucciso la fidanzata Concetta Traina, di 27 anni, e poi la madre, Angelina Reina, di 71. La ragazza sarebbe stata uccisa per soffocamento, sul suo corpo non sarebbero state trovate tracce di arma da taglio, a differenza della madre. Le 2 donne sono state trovate nella loro stanza da letto, la ragazza al primo, l'anziana al secondo piano. Al terzo piano invece c'era lui, Mirko Lena, suicida. Con alcuni cavi elettrici si è impiccato. È finito il buio, questo è il suo messaggio di morte che ha scritto sulla parete di una stanza. Sul pavimento un libro della Divina Commedia, aperto su una pagina dell'inferno. La tragedia, come ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cammarata, agli ordini del capitano Vincenzo Bulla, sarebbe avvenuta la notte scorsa. I vicini di casa di via Leopardi hanno riferito di avere sentito dei rumori e delle urla verso le 3, ma a dare l'allarme in mattinata è stato l'uomo presso il quale la ragazza lavorava come babysitter. Non vedendola arrivare, puntuale al lavoro come era solito fare, Concetta, e non ricevendo risposta al telefono, è passato dall'abitazione. Ha bussato ma non ricevuto alcuna risposta. Ha allertato quindi i carabinieri giunti sul posto insieme al pubblico ministero di turno della procura di Agrigento, Antonella Pandolfi, che ha avviato le prime indagini. Pare che Mirko da qualche giorno non si facesse vivo in paese insieme alla ragazza. Lo hanno notato i loro amici che, diffusa la notizia, si sono portati davanti alla casa delle povere vittime. Mirko ha 2 fratelli e una sorella, ufficialmente era disoccupato, anche se ogni tanto dava una mano al padre che ha una piccola fabbrica di materassi. Viene descritto come un giovane anonimo, magro, non molto espansivo e sempre vestito di nero. Sulla sua pagina di Facebook Concetta Traina ha tra gli amici e i fratelli e la sorella di Mirko, ma non lui. Sabato scorso il giovane aveva regalato un libro a un suo conoscente. A me non serve più, gli aveva detto. Una tragedia assurda e inspiegabile che ha scioccato l'intera comunità. Siamo sconvolti per una tragedia che non ha un perché, ha detto il sindaco Carmelo Panepinto. Non c'erano voci nel paese su alcuno, ha aggiunto, e non sappiamo spiegarci come è potuto accadere. Sconvolti anche i vicini di casa, ma anche i soccorritori per la scena che si sono trovati di fronte. È una brava ragazza proprio. Certo, la sera è in piazza, tutti si divertono. Naturalmente da sentito dire avevano avuto dei problemi, come tutte le ragazze. Però mai si poteva immaginare qualcosa del genere. Si erano lasciati a quanto pare. Però anche lui un lavoratore, aiutava il padre, lei lavorava così, dei piccoli lavori. Dice che lei faceva la babysitter. Sì, faceva la babysitter e c'è una brava ragazza. Sì, lui aiutava il padre. Fanno le materasse, hanno una fabbrica di materasse, queste cose. No, un bravo ragazzo proprio. Dice che hanno trovato addirittura un cane ammazzato stanotte. Era il cagnolino che avevano sempre dietro, anche ieri erano a passeggio tranquille, fino a ieri sera col cane in piazza. Tutti si ricordano che l'hanno visto tranquillo. Nessuno supponeva qualcosa del genere, ecco.